Sopralluogo e differenza tra cliente e installatore. Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor, nel quale assieme a dei colleghi professionisti del settore cerchiamo di divulgare i concetti su cui si basa la sicurezza. Nel video di oggi, come dicevo, vorrei parlare così della differenza tra cliente e installatore durante il sopralluogo per la realizzazione dell'impianto di allarme. Mi capita praticamente tutti i giorni, per questo voglio fare questo video. E quindi, quali sono le differenze tra il cliente e l'installatore? Se per il cliente quella porta non va protetta perché è blindata, l'installatore, che ne ha viste di tutti i colori, quindi ha visto porte blindate divelte, serrature aperte e quant'altro, quella porta va protetta dall'impianto di allarme. Se per il cliente si può evitare di proteggere quella finestra perché è troppo alta, l'installatore sa che se di fianco alla finestra c'è il pluviale della grondaia, sa che il ladro potrà arrampicarsi lungo il pluviale della grondaia e raggiungere anche quella finestra. Se l'abbaino e il lucernaio non vanno protetti perché nel tetto, secondo il cliente, l'installatore sa che il ladro potrà arrivare nel tetto ad aprire quell'abbaino, quel lucernaio, e quindi ti dirà: va protetto. Se quella porta finestra che dà in quella determinata stanza è protetta da una grata, il cliente ti dirà: quella non serve proteggerla perché c'è la grata, c'è l'inferriata. L'installatore invece sa che la grata può essere tagliata, può essere strappata, può essere divelta. Hai visto cose che il ladro con il crick o con il flessibile a batteria ti taglia l'inferriata e quindi andrà protetta. Ecco, le due differenze che poi si traducono in costi dell'impianto sono queste, perché il cliente certe cose non le percepisce, ma non è una colpa, attenzione, non gliene sto facendo una colpa, lui ragiona per quella che è la sua esperienza. L'esperienza dell'installatore invece, che da anni fa questo lavoro e ne ha viste di ogni colore, sa che tutto è possibile, i ladri sono disposti a tutto e a volte fanno cose anche alle quali noi non riusciamo a dare una spiegazione. Quindi, se prendiamo a mano la norma, che in questo caso ci viene in aiuto, e vediamo che secondo la norma, per il raggiungimento di un determinato livello di prestazione dell'impianto di allarme, gli infissi, le aperture, le porte, le finestre vanno protette tutte, è inutile saltarne qualcuna perché là non ci arriva, perché là non ci andranno mai, perché secondo me quella non verrà mai aperta. Vanno protette tutte. E questo è il consiglio che ti do spassionatamente, non solo ai miei clienti, ma all'utente in genere che sta cercando un installatore per fare l'impianto di allarme. Ricordati che per il raggiungimento di un determinato livello di prestazione gli infissi vanno protetti tutti. Nella norma non viene fatta distinzione alcuna fra la protezione di un infisso, che ci sia la grata, che sia blindato o che sia ad una determinata altezza, a meno che non sia proprio irraggiungibile, chiaramente, ok?
ma non vengono fatte distinzioni, gli infissi vanno protetti. Poi in giro si vede di tutto, continueremo a vedere di tutto, ma ti stai assumendo il rischio di non aver protetto quella determinata finestra, quel determinato accesso che magari per il ladro può diventare appetibile, interessante o per qualsiasi altra ragione a noi sconosciuta, il ladro deciderà di accedere da quell'infisso che non hai protetto. E questo è un grande rischio che ci assumiamo. Anche per oggi è tutto, grazie per aver visto questo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!